Emozionarte. Emozioni in arte, letteratura e musica, e non solo. Il laboratorio Emozionarte, partendo dall'analisi di un quadro, di un brano musicale o di una poesia, cerca di esplorare e di riflettere sul magico mondo delle emozioni. Le conoscenze che si acquisiscono a scuola e le emozioni non percorrono strade diverse, ma si mescolano, interagiscono e si rafforzano a vicenda. Il riconoscimento delle nostre emozioni e di quelle che gli artisti hanno voluto comunicarci rappresentano una tappa fondamentale nello sviluppo di noi ragazzi. Cominciamo prendendo spunto da una delle 6 emozioni primarie, la felicità. Abbiamo voluto attribuirle il colore giallo. Siamo felici quando tutti i nostri desideri sono soddisfatti, siamo sereni e abbiamo tanta voglia di ridere e scherzare. Vediamo ora insieme dove, in campo artistico, troviamo questa simpatica emozione. La ragazza con la palla di Loy Lichtenstein. Olio e acrilico su tela, 152x92 cm, 1961, New York, MoMA, corrente artistica pop art. L'artista prende spunto per quest'opera da un annuncio di giornale che pubblicizzava un albergo in montagna, indicandolo come luogo ideale per una luna di miele. La donna, sorridente, è ripresa come in una fotografia, mentre tiene sulla testa un pallone in un momento di gioiosa allegria. La sensualità della ragazza emerge nonostante i tratti siano molto semplici. La gamma cromatica è limitata, ma rende così l'immagine immediata ed efficace. È importante perché utilizza il linguaggio del fumetto. Per far riflettere sulla banalità con cui i mass media rappresentano le emozioni, i fatti e i personaggi. Poesia di una vita di Pablo Neruda. Questa volta lasciate che sia felice. Non è successo nulla a nessuno. Non sono da nessuna parte. Succede che sono felice, fino all'ultimo profondo angolino del cuore. Camminando, dormendo, scrivendo. Che posso farci? Sono felice. Sono più sterminato dell'erba nelle praterie. Sento la pelle come un albero raggrinzito e l'acqua sotto, gli uccelli in cima. E il mare come un anello intorno alla mia vita, fatta di pane e pietra da terra. L'aria canta come una chitarra. Tu al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia. Tu canti e sei canto. Il mondo è oggi la mia anima. Canto e sabbia, il mondo oggi è la tua bocca. Lasciatemi sulla tua bocca e sulla sabbia. Essere felice. Essere felice, perché sì. Perché respiro, perché respiri. Essere felice perché tocco il tuo ginocchio ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo e la sua freschezza. Oggi lasciate che sia felice, io e basta, con o senza tutti. Essere felice con l'erba e la sabbia, essere felice con l'aria e la terra, essere felice con te, con la tua bocca, essere felice. Lettera alla felicità. Cara felicità, meno male che esisti. Mi piacerebbe che fossi più presente nella mia vita, ma va bene anche così. Stai facendo un ottimo lavoro. Ho provato a pensare alle cose che mi rendono felice, per esempio stare con la mia famiglia in serenità, oppure prendere un 9 in francese, o stare a spettegolare con le mie amiche. In questi momenti tu, adorata felicità, mi stampi un gran sorriso sulla faccia. Sei molto simpatica, non dimenticarlo mai. Spero di incontrarti anche domani, sei sempre la benvenuta. Con affetto e gratitudine, la tua Sofia. Passiamo ora a considerare l'emozione opposta alla felicità, la tristezza. Abbiamo voluto attribuirle il colore viola. La tristezza la proviamo quando abbiamo un dolore, una preoccupazione. Talvolta questo malessere si trasforma in un pianto, come quando, ad esempio, prendiamo un 4 in matematica. Vediamo come questa emozione è stata sviluppata in campo artistico.
donna che piange di Pablo Picasso. Olio su tela, 60 x 49 cm, 1937, Londra, Galleria Tate Modern, corrente artistica, cubismo. Gran parte della tela del quadro è occupata dal volto della donna, le cui lacrime stanno scendendo sulle guance. La donna indossa un cappello rosso con un fiore blu. Del resto del corpo non si vede nulla, se non le mani che sta portando sulle proprie guance. In questo quadro Picasso vuole sottolineare l'identità psicologica della donna, spesso considerata solo una musa di bellezza, ignorandone la sfera emotiva abitata da pensieri e da sentimenti. Paul Verlaine, Poème saturnien, Paris-le-Mer, 1866. I lunghi singulti dei violini d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono, pieno d'affanno e stanco. Quando l'ora batte, io mi rammento remoti giorni e piango, e mi abbandono al triste vento che mi trasporta di qua e di là, simile ad una foglia morta. Lettera alla tristezza. Cara tristezza, ma come faccio a chiamarti cara? Non sei per niente cara, entri senza bussare e poi mi avvolgi nel tuo mantello, azzerando tutto. Quando sono triste non sento più nulla di ciò che mi circonda, ho solo voglia di piangere e di scappare a nascondermi in camera mia. Lì forse starò meglio, ed invece non serve a niente. A nulla servono le parole di conforto della mamma o le stupidaggini che mi dicono le mie amiche. Le orecchie non sentono nemmeno. Mi sento sola, in una bolla che mi divide da tutto e da tutti. Ma io voglio perdonarti, tristezza, e fare la pace. La vita non è sempre un campo di papaveri e ogni tanto posso anche camminare con te, a patto che la passeggiata sia breve, la tua Giorgia.